direi che parlando a Confartigianato mi pare importante dire 3 o 4 cose per iniziare. La prima, grande riferimento alla storia sia nella relazione di Bonomo che di Giacomini. Però il problema è che bisogna avere chiaro che non siamo dentro una continuità, ma siamo dentro una metamorfosi. Io credo che sia molto importante che questo discorso che ci ha detto Pagnoncelli ci faccia capire che siamo dentro una metamorfosi che non è la semplice evoluzione degli anni precedenti e del Novecento. È un salto d'epoca, questo è il primo punto. Un salto d'epoca che rimanda ad alcune questioni che riguardano Confartigianato. Questo mettere a fuoco il tema della percezione rispetto alla realtà rimanda al tema di come la rappresentanza può incominciare a occuparsi e deve occuparsi della rappresentazione. Questo è il punto vero, possa mai, nel rapporto tra mezzi di comunicazione e rappresentanza, e come la rappresentanza, lo dico proprio a Giacomini e a Bonomo, che è nata sugli interessi. La rappresentanza è interessi, la rappresentanza del Novecento è interessi. Tant'è vero che fanno nascere l'IVL e tanti altri strumenti, è una modalità. Quella storia lì dice che gli interessi poi arrivano alla formazione, arrivano ad altri, ma nascono dagli interessi. Il vero problema è che Pagnoncelli ci dice che noi dobbiamo tenere assieme gli interessi e il sentire. Ostia, le giura è fare una rappresentanza del sentire. Questo è il punto vero, nodale. E quindi, altra grande questione, noi, se mi è permesso usare questo termine, il noi siamo uomini di comunità, ma la comunità è prossimità, è territorio. Ma quel che mi risulta a me, dalle mie ricerche, Confartigianato nasce da reti corte, dalla prossimità. Oggi come oggi i mezzi che ci ha rappresentato Pagnoncelli sono community. Qual è il rapporto tra la comunità e la community? Questi sono i nodi veri che stiamo affrontando rispetto a questo. Ed allora, 2 battute prese da filosofi del Novecento. Il primo punto è interrogarsi su qual è la nostra identità. Questo è il primo punto, bisogna tornare all'identità. Se posso usare questo termine, scavare nell'identità artigiana e territoriale. Ma attenzione, so benissimo come può essere frainteso questo mio rimando all'identità. Mi correggo subito. L'identità non sta nel soggetto, ma sta nella relazione. Un soggetto di rappresentanza, e concordo con Possamai che la rappresentanza è infrastrutturazione sociale, oserei dire, dal mio punto di vista, la rappresentanza è un intelletto collettivo sociale, molecolare. Voi siete un intelletto collettivo, il vostro essere organizzazione regionale tiene assieme una pluralità di intelletti collettivi che fanno poi una rappresentazione, un racconto che si chiama Confartigianato Veneto. È chiaro? E poi il Confartigianato Veneto assieme agli altri confartigianati in un meccanismo di identità, di relazione. Questo è il primo punto.
L'identità sta nella relazione, non nell'inseramento e nella chiusura. Questo è un primo punto fondamentale. E l'identità rimanda a un altro tema che so benissimo che può essere frainteso, che si chiama territorio. Ma anche qui un altro filosofo del Novecento diceva, con un grande interrogativo, il territorio prima lo si abita e poi lo si pensa, o prima lo si pensa e poi lo si abita? Io rispondo con la seconda. Il territorio va pensato, non solo abitato e riserrato, va pensato dentro i grandi cambiamenti. La funzione della rappresentanza è pensare il territorio, ovviamente difenderlo e portare avanti i suoi interessi, ma pensarlo dentro la dimensione del cambiamento. Questi sono i punti nodali del rapporto tra rappresentanza e rappresentazione, che non si risolve semplicemente facendo diventare le strutture di rappresentanza strutture di storytelling. Siamo capiti? Cioè non basta. So benissimo che il problema è: ma come facciamo? Ci dobbiamo dotare anche noi di internet, dobbiamo essere in grado di influenzare, dobbiamo avere i nostri influencer e avanti a cercare l'atterragli di turno dentro la Confartigianato. No, il problema non è questo, l'influencer, non è il problema dell'influencer. E come tu riesci ovviamente a portare una dimensione di rappresentanza che ha la forza di fare rappresentazione. Questo è il nodo. E non si fa rappresentare da altri, tra parentesi. Ho usato due parole chiave che sono vostre, che sono abusate. Ma qui mi fermo, perché so benissimo che entro in un terreno delicatissimo. Ma questo è il punto. L'identità è relazione. Quelli che nel 49 hanno fondato erano quattro smanduppati, se non sviluppavano un processo di relazione non sareste mai cresciuti. E quindi, arrivo al punto, il problema è incominciare a partire di nuovo da identità, territorio e interessi. Di nuovo dagli interessi. Bisogna partire da qui, perché la metamorfosi ha toccato gli interessi. Non è che è cambiato perché c'è il demone cattivo che vi ha influenzato e non vi ha fatto più capire niente. No, sono cambiati gli interessi, la metamorfosi è questa. E dal mio punto di vista, per come io vi ho visto crescere, studiato, ci sono perlomeno tre grandi cambiamenti. Ora io ho detto identità. La prima cosa, la vostra identità, è che l'impresa è un progetto di vita, non è un termine mio, Beccattini. L'impresa è un progetto di vita e non è, dice Beccattini, una molecola del capitale. Nel senso che voi non siete un SPA, il problema vostro non è la finanziarizzazione, il problema vostro è dare risposta a coloro che vogliono, facendo impresa, avere un progetto di vita. Questo è il problema. L'identità sta lì. Se vi si ferma quell'identità profonda, come alcuni numeri scricchiolano, ci siamo capiti? E vuol dire che non è colpa della rappresentazione o dei giornali o dei mezzi, è colpa che tu hai perso la dimensione in cui riproduci la tua identità. L'identità è un progetto di vita che rimanda molto anche al discorso della comunità e che rimanda molto al discorso della prossimità e che rimanda molto anche a tutta una serie di processi su cui siete nati e siete cresciuti. Primo dato. Secondo passaggio, dal progetto di vita voi siete stati in tutto il Novecento, avete rappresentato i lavoratori autonomi di prima generazione. Tanto per capire, quando dico lavoratori autonomi di prima generazione intendo dire il lavoro autonomo che stava dentro l'artigiania e dentro, lo vedremo dopo se c'è un giro, dentro anche i processi dell'evoluzione dell'impresa, dell'industrialismo di questo paese.
ma siete partiti come lavoro autonomo di prima generazione. Attenzione, che si è evoluto. E qui il problema materiale. Viene avanti un lavoro autonomo di seconda generazione. Cioè, cosa intendo dire? Tanto per capirci, c'è un problema di artigiania, pulviscolo degli artigiani, di artigianato della manifattura, di cui il nord-est è una delle ossature profonde, e di quell'artigiania che viene avanti nella terziarizzazione, che qualcuno racconta, il grande racconto. Mi piacerebbe molto che tu facessi un'altra domanda, dice: quante sono le start-up in questo paese? La risposta sarebbe: in Veneto sono tutte start-up. Poi vai a vedere, molto spesso è l'organizzazione dei lavori servili, ma non entro nel merito. Il vero problema è il lavoro autonomo di seconda generazione, significa incorporare nell'impresa la funzione terziaria. Questo è il punto. Io lo dico in maniera molto banale, mi scuserete. Significa regalare ad ogni artigiano nella testa uno smanettone, fare contemporaneamente l'artigiano e lo smanettone. Se l'artigiano è troppo vecchio, Giacomini, bisogna dargli un giovane smanettone a fianco, ma il problema è fare sintesi tra queste due cose. Questo è il problema, che l'abbiamo avuto tutti nel passaggio, la contabilità. Poi non parliamo della fattura elettronica, ragazzi, quella inevitabilmente dice che devi essere in grado almeno di smanettare, se no come fai? Chiaro, sto dicendo cose banalissime, però per capirci è così. Questo è il punto vero di passaggio tra lavoro autonomo di prima generazione, in cui bastava sacrificio, mettere a lavoro tutta la famiglia, e ci si rende conto che non basta più, un po' perché i figli non vogliono mica più farlo. Tanto per essere chiari, ma però non basta più, allora bisogna fare un salto. E poi c'è il lavoro autonomo di terza generazione, che si chiama Airbnb, Amazon, Uber. In primo luogo, visto che io sono assolutamente convinto che siete un intelletto collettivo sociale, perché queste cose qui io le ho imparate facendo ricerca con voi. Allora, ci sono alcuni grandi passaggi che vanno fatti. Allora, il primo, riaffermare il secondo pilastro della manifattura. Scusate se uso questo termine, perché qui è partita da qui, poi tra parentesi anche questa moda, si raccontano solo i champions. Io non ne posso più, pare che qui sia solo un problema di medie imprese eccellenti che ce l'hanno fatta. Poi chapeau, sono d'accordo. A fianco di questo il nord-est dico: ma che sia cambiato così, solo medie imprese eccellenti e solo, virgolette, smanettoni, ci ha capito? Poi dico: guardate che qui c'è un problema, che quelle medie imprese ce l'hanno fatta nell'evoluzione di piattaforme produttive. Voi siete il tessuto della piattaforma produttiva. Senza quel tessuto manifatturiero delle piattaforme, il secondo pilastro, le medie imprese non ce la fanno. Non ce la fanno. Questo è il punto vero. Quindi, primo dato questo: riaffermare che esiste in questo paese un secondo pilastro, che pare scomparso, o sbaglio, pare proprio scomparso nella narrazione. Le narrazioni sono due, quei meccanismi perfidi che ho detto, ma non ce ne sono due, sono quelli che producono il rancore, ma dall'altra parte producono rancorosi da una parte e rincoglioniti eccellenti dall'altra. Scusatemi se uso questo termine poco british, è chiaro? Cioè come se questo paese fosse fatto da rancorosi di identità rinserrate e tutti chiusi da una parte, contro tutti, tutti rinserrati, e dall'altra tutto un meccanismo di eccellenza, virgolette, tenui,
E in mezzo non c'è più niente, ma non è possibile. In mezzo c'è il territorio, la manifattura, milioni e milioni di soggetti che lavorano. Questo è il punto vero che va riaffermato. Il secondo pilastro va rimesso in piedi. 2. Non è che sia un possesso facile, perché tra un po' vi è già arrivata addosso. Ci sarà ovviamente l'altra grande narrazione. Cioè, scusate se uso il termine che non è assolutamente critico, vi è arrivata Greta sul groppone. Dico bene? Greta sul groppone vi è arrivata. E ovviamente il problema è, ma Greta sul groppone è un'opportunità o una minaccia? Ovviamente se non viene elaborato il processo della sostenibilità, come dico al mio amico Ermite, se il problema della green economy è solo un problema di quelle medie imprese che fanno green economy e hanno incorporato il concetto del limite, no, se noi perdiamo, e quindi poi facciamo le tasse sulla plastica, tanto per capirci, se noi perdiamo che il problema della green economy è un problema di green society, e chi la fa la green society se non voi? Ci siamo capiti? Ovviamente chiedendo che quel salto di discontinuità venga fatta su temi e ritmi. Quindi vedete, questo problema va affrontato, è l'ipermodernità che viene avanti. Secondo pilastro manifatturiero, ma anche soggetti assolutamente del paradigma della sostenibilità. Ma per far questo, e qui lo dico a Giacomin e Bologna, bisogna capire come è cambiata la composizione sociale. Non c'è dubbio che è cambiata. Dico come ho dovuto cambiare, con Giacomin ci conosciamo dal Novecento, tanto per capirci. Io nel Novecento... Faccio parte del museo. Facciamo parte del museo, io faccio parte del museo. Aldo, ti raccomando, io sono sono in imbarazzo perché ti ascolterei Ho finito, guarda, non vi sono una cosa poi non c'è. Lui ha la sua cassetta degli attrezzi per fare... Io avevo le mie, ho dovuto cambiarla. E vi invito anche a voi a cambiarla. Per me nel Novecento era facile fare ricerca, fare il sociologo. Facevo una cosa molto semplice. Dimmi che lavoro fai e ti dirò che sei. Riuscivo anche a dire dove abitavi e anche quello che votavi. Pensa un po' te. Poi dopo ho dovuto capire, il mio grande maestro del territorio delicato, maestro sulla globalizzazione, si chiamava Giovanni Arrighi, non c'è più. Giovanni Arrighi mi ha detto una cosa che dico anche a voi. Aldo, aumenta le domande. E le domande sono queste. Oltre a dimmi che lavoro fai, dimmi di che genere sei, primo dato. Quella figura artigiana che conosciamo tutti, no? Uomo che lavora e la donna che tiene la contabilità. Ragazzi, siamo cresciuti così, diciamocelo, adesso si vanno negli smanettoni. Di che genere sei? E ovviamente siccome sono aumentati i lavori di servizi, eccetera, molto importanti. Di che genere sei? Altra domanda, di che etnia sei? Lo devi chiedere, da dove vieni? Perché è cambiato tutto da questo punto di vista. E ultima domanda, e ho finito, che è un po' più complicata, rimanda al sentire. Dimmi qual è la tua Weltanschauung, cioè la tua concezione del mondo. E quindi gli artigiani devono diventare, oltre che smanettoni, anche un po' antropologi, cioè, ma non antropologi per l'immigrazione, antropologi per capire. In un ultimo incontro che ho fatto qua, mi ricordo che qualcuno mi ha detto, ma tu non mi parli bene, ma ci sono quelli del pollice, che sono quelli, che vengono in impresa, lavorano 2 giorni, ma poi sono sempre lì a smanettare e poi ci dico, via, non voglio più lavorare perché io faccio altro, la vendita, eccetera, eccetera. E questo è il grande passaggio, quindi dovete essere un soggetto che è assolutamente in grado di capire la Weltanschauung, e io spero che voi sapete in grado di interpretare la Weltanschauung del Veneto per i prossimi anni. Auguri.